Il Veneto sta trainando la ripresa nel nord-est perché insomma, è la regione delle tre che presenta in questi ultimi mesi segnali indicativi più positivi e quindi vuol dire che probabilmente il peggio è alle nostre spalle. Segnali di ripresa dunque, in particolare per il Veneto ce ne sono, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione. Tutto è rivolto al bello, soprattutto sta diminuendo la disoccupazione, aumentando l'occupazione e soprattutto è crollata del 16% la cassa integrazione. Chiaramente sono piccoli segnali, la disoccupazione nel nord-est rimane ancora molto elevata, attorno al 7%, però molto inferiore rispetto al 12,6% che è la media nazionale. I segnali di ripresa però non riguardano tutti i settori. Sta interessando quasi esclusivamente solo il settore della produzione, quindi il manifatturiero, e non l'edilizia, le costruzioni, i servizi e il commercio, che purtroppo risentono ancora della crisi dei consumi e degli investimenti che rimangono, ahimè, purtroppo ancora, diciamo così, molto contenuti. Una sorpresa positiva poi arriva dalla lettura dei risultati relativi agli indicatori di traffico. Nelle nostre autostrade c'è un forte incremento dei veicoli di mezzi pesanti, ciò vuol dire che, visto che anche da noi oltre l'80% delle merci viaggia su gomma, che probabilmente insomma, tutti i settori stanno un po' riprendendosi e quindi lo vediamo anche nelle nostre strade.